Amici appassionati di ciclismo, benvenuti. Questa è una finestra che apriamo molto volentieri sul ciclismo, sulla bicicletta, sulle due ruote in Friuli, Venezia Giulia e non solo, ma partiamo da qui. E chiaramente per questo primo appuntamento non potevamo che partire con il numero uno delle due ruote in Friuli, Venezia Giulia, Stefano Banzolin. Benvenuto, Presidente. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Allora, ti abbiamo rovinato un po' il pomeriggio, abbiamo invaso la tua privacy pomeridiana, più che altro perché è notizia di qualche ora fa la delibera del presidente federale Renato Di Rocco, che ha detto ufficialmente fino al 30 giugno 2020 compreso non si gareggia. Viene da sé che tutta l'attività agonistica in regione fino al 30 giugno viene bloccata, viene fermata, viene annullata, ed è più del 50% dell'attività annuale, forse anche qualcosa di più. Che pensiero hai a riguardo? Te lo aspettavi? Ovviamente te lo aspettavi, immagino, ma è giusto 30 giugno? È una data che secondo te è corretta? Come la valuti questa delibera? Ma guarda Francesco, la scorsa settimana abbiamo fatto più video riunioni e sapevo che arrivavamo a questo punto. Ho visto che comunque è una delibera presidenziale che dovrà essere rivisitata dal Consiglio federale. La data del 30 giugno ci sta tutta comunque, eccola qui appunto. Purtroppo parlando di cose che non sono nostre, perché io non sono uno scienziato, non sono persona così preparata, questo virus fa fatica ad abbassarsi anche nelle nostre zone. Sarebbe pericoloso rischiare, quindi secondo me il provvedimento adottato è più che giusto fino al 30 giugno. Calcola che noi al 30 giugno solitamente è il giro di boa della stagione in Friuli Venezia Giulia. Diciamo che quindi i primi di luglio sappiamo che inizia la seconda parte. Noi quest'anno la prima parte la faremo nei divani di casa o gli atleti nei rulli, scalpitanti per correre o allenarsi per le strade, però purtroppo la situazione è questa e io sono fiero comunque del movimento della Federazione di Friuli, perché a parte i primi 2 o 3 giorni si è allineato subito con le normative federali, le normative dell'Italia intera, ed è ferma a casa, bravi. Mi unisco a te Stefano nel fare i complimenti a tutti. Detto questo, ci sono varie implicazioni. La prima, secondo me, da valutare è: questa è una delibera che dice fino al 30 giugno si blocca tutto. Io, che sono abituato a vedere anche le cose però a 360 gradi, posso anche pensare che dal 1 luglio le gare siano attive. È anche un modo, questo è un altro modo giusto di leggere, oppure tu dici meglio lasciar perdere ancora? No, è perfetto il tuo metodo di vedere la situazione. Diciamo che con il 1 di luglio non sarà un interruttore on-off e si riparte con le gare o con gli allenamenti. Diciamo che le gare si svolgono sempre su dei comuni e avremo bisogno del nulla osta dei comuni stessi tramite il loro sindaco. Una gara, poche persone che porta 400-500 persone. È un gran movimento anche su dei paesetti piccolini che può avere la nostra regione, per non parlare di avvenimenti un po' più grandi, vedi che sono di carattere internazionale, come le gare in pista a Pordenone o lo stesso campionato italiano ancora in programma. In questi giorni sapremo come gestire la situazione per fine luglio, perché in 20 giorni, al di là dei bravi ragazzi e degli ottimi tecnici super preparati, sarà molto difficile riuscire a mettere su, passami il termine, un campionato italiano, una gara internazionale, e soprattutto i corridori non arrivano preparati come dovrebbero esserlo, insomma, è molto difficile. E come dici te, questo 30 giugno lo attendiamo stringendo i denti, ma potrebbero esserci delle sorprese. Io sinceramente, se non vediamo qui che la cosa migliora, sarà anche ovvio il posticipare ancora di 10-15 giorni, come stanno facendo tuttora comunque chi ci governa. Stefano, nella delibera è scritto chiaramente che tutti i campionati italiani che erano previsti dentro prima del 30 giugno sono annullati. Sempre con il ragionamento di prima, a fine luglio Friuli Venezia Giulia dovrebbe
ospitare i campionati giovanili su pista a San Giovanni alla Tisone. Possiamo essere ottimisti o no, secondo te, sul fatto che si possano correre? Allora, guarda, per fortuna l'amministrazione comunale di San Giovanni alla Tisone è super preparata e stiamo collaborando molto bene. C'è un'unica cosa da fare, che ci vorranno circa 10-12 giorni di lavoro, il rimettere bello il manto della pista, ma per fortuna siamo pronti per organizzarlo. C'è la logistica, c'è tutto praticamente. Anche se io e Bruno Ciotti, il presidente degli amici della pista di San Giovanni, dovessimo essere messi a conoscenza il 1° luglio che il campionato italiano su pista si svolge, siamo pronti per farlo, perché comunque, anche se abbiamo lavorato col freno a mano tirato in questo periodo, la macchina organizzativa stiamo poco, anche perché, perdonami Francesco, anche se siamo in diretta, sono cose magari poco simpatiche, ma tu mi conosci, io sono una persona molto pragmatica e non mi piace fare giri di parole. I soldini ce li abbiamo e con i soldini si fanno tante cose anche in pochi giorni, quindi la mia sicurezza è quella che anche se lo so in 15 giorni con un schiocco di dita si organizza. Questo. La mia paura più grande è come facciamo con le altre regioni, perché un campionato italiano muove circa, di quella portata lì, 3.000 persone. Non so se tutte e 3.000 arriveranno qui in regione, non lo so dirti, non so veramente cosa dirti a riguardo, se non che in questi giorni rifaremo un'altra riunione col Consiglio federale per decidere queste cose. Quindi attendiamo il Consiglio federale, come è giusto che sia, anche perché ritengo che debba essere sempre l'istituzione massima a dare la direzione e poi tutti gli altri si devono adeguare. Detto io, Francesco, ecco, io mi permetto di dire una cosa, approfitto molto volentieri, mi sono espresso molto forte, nel senso che è vero che dobbiamo rilanciare la pista di San Giovanni, è mio dovere supportare appunto Bruno Ciotti, persona preparata e comunque da una vita nel mondo del ciclismo. L'assegnazione è stata data al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ma i campionati italiani su pista o si fanno a San Giovanni alla Tisone o non si fanno. Io sono molto chiaro su questa cosa qui, andrò anche in queste riunioni prossime col Consiglio federale, ripeto, o gli italiani su pista giovanili li facciamo a San Giovanni alla Tisone, o io la rappresentativa non la mando a correre neanche a 20 km a 30 dal Friuli. Noi siamo gli aggiudicatari e noi li organizziamo, se verranno organizzati, altrimenti le rappresentative del Friuli Venezia Giulia non si muovono da casa. Nel frattempo stanno anche scorrendo le bellissime immagini della clip che è stata realizzata per il Galà del 2019. Hai detto o a San Giovanni o niente. Sì, ecco qua, Sala Casasola penso sia Jesolo questa. Hai detto o a San Giovanni alla Tisone o niente. La mia idea, anche perché cerco sempre di essere positivo e di essere costruttivo, la mia idea è che se a fine luglio si riesce anch'io. Sì, se si riesce a correre lì può essere quello proprio il momento di inizio di una nuova stagione, di una nuova ripresa, per cui potrebbe anche assumere una valenza che va al di là del semplice mero della semplice assegnazione del campionato italiano, ma può essere proprio un momento della rinascita, potrebbe avere quel titolo lì anche. Intanto salutiamo anche Salvatore Arcangeli che ci saluta. Ciao Salvatore. Cosa dici Stefano? Può essere veramente la ripartenza. Ma sì, sai Francesco, come parlavamo più volte, San Giovanni in questi anni ha lavorato molto bene con le varie presidenti, i vari tecnici che ci sono stati e aveva bisogno di uno scossone. L'unica maniera per dare questo scossone era l'organizzazione di un evento importante e siamo riusciti a portarlo a casa appunto in regione e potrebbe essere motivo di rilancio sia del ciclismo di questa riapertura nazionale sia del velodromo stesso, che comunque non è, come qualcuno si è permesso, si è arrogato di dire, una cattedrale messa assolutamente no. Ha una sua dignità, il velodromo,
è molto bello, capiente, ha una bella tribuna, ha persone del comune vicine al mondo dello sport, quindi secondo me ci sono gli ingredienti tutti per far molto bene, anche se in 20 giorni, come ti ho detto prima, a me basta che dicono sì, ok, Friuli, e Bruno Ciò, tutta la sua dirigenza, in 10 giorni lo organizziamo. Poi vedi Stefano che anche Enzo ci sta seguendo in diretta su Facebook, chiede: c'è speranza che le gare riprendano quest'anno? Io direi di sì, nel senso che insomma va bene, emergenza da pandemia, però insomma magari a settembre, magari a ottobre, ma qualcosa si farà. Si sta già ragionando su Tour de France, Giro d'Italia, a cascata potrebbe arrivare tutto il resto. Ma noi, guarda, noi ci sentivamo col settore tecnico regionale una quindicina di giorni fa e comunque quotidianamente via WhatsApp. Un'idea con le gare che sono saltate dal calendario potrebbe essere quella di recuperarle più avanti in questa maniera. Per dare un'idea, la giornata del ciclismo femminile che veniva fatta a Butrio, che quest'anno è saltata, potremmo organizzare una cosa del genere dove alla mattina su un percorso magari un po' rivisto potrebbero partire gli amatori, a fine amatori la gara esordienti che dura circa un'ora e mezza e poi nel pomeriggio potrebbe esserci la gara in calendario, che ne so, degli allievi o degli juniores, così da recuperare le corse che sono andate smarrite in questo periodo per far forza e coesione con le società nel territorio, soprattutto supportando anche lo sforzo economico che non è da poco, visto il periodo e gli sponsor che hanno altri problemi in questo momento, sinceramente, a cui dedicarsi. Hai toccato un argomento delicato e però fondamentale, sponsor e supporto finanziario all'attività, tutta l'attività, cioè dagli elite fino ai giovanissimi. Si sta ragionando in questo momento già su come ripartire, chi può ripartire, chi avrà la forza di ripartire. È chiaro che gli sponsor sono fondamentali da questo punto di vista. C'è qualche informazione, qualche notizia, qualche consiglio che puoi dare a riguardo? Perché le società immagino che si stiano facendo dei ragionamenti in questo senso. Guarda, consigli è delicato darli e potrei essere indelicato, appunto. Ma lo sport del ciclismo vive con gli sponsor che al 90% delle volte sono amici di questa splendida disciplina. Quindi in questo momento difficile io non penso che ci abbandonino, anche se magari le loro imprese, le loro ditte non stanno vivendo un momento così florido. Noi del ciclismo sicuramente capiamo e comunque non può sparire tutto così. Sono a basso, genitori sempre per tutto l'anno, perciò il tema potrebbe essere nelle categorie un po' più elevate dove ci sono circostanze diverse da valutare, però le società, diciamo, il grosso, la nostra del comitato regionale viene supportata dai settori giovanili con i genitori. Ripeto, io sono sponsor delle borse dei figli perché paghiamo tutto noi genitori, insomma, ma perché è così giusto che sia, insomma. Se un domani hanno la fortuna di prendere figli, allora ci saranno altre problematiche. Però entriamo su un mondo in cui io ho una mia idea personale del professionismo che a me sembra in questo momento sia abbandonato. Gli atleti professionisti forse sono più abbandonati rispetto a tutti gli atleti dei vari comitati regionali di tutta Italia, perché tutti i presidenti anche degli altri comitati regionali e anche stesso il Consiglio federale stiamo coccolando i nostri atleti. Quello insomma, che vedo che manca nei professionisti, vedo questo, Francesco. No, in realtà finisci, poi ho una seconda domanda, per cui vai tranquillo. No, sì, volevo dire che in questo momento io vedo, ecco, gli atleti professionisti li vedo un po' spaesati, ma non per colpa loro sicuramente, ma
secondo me si risolverà anche per loro, speriamo in buone cose. In un'altra produzione, sempre legata al ciclismo regionale, ho avuto modo di sentire Renzo Boscolo, che è il direttore sportivo del Cycling Team Friuli, che ha diciamo, espresso e manifestato la sua preoccupazione per alcune figure importanti, perché per esempio Alessandro De Marchi, il Rosso di Buia, fa fatica adesso a mettersi in evidenza per guadagnarsi un contratto per l'anno prossimo. Idem Matteo Fabbro, ma non solo. I direttori, i tecnici, non so, Yankee Moreno, piuttosto che Claudio Cucinotta, piuttosto che Andrea Fusas, che stanno lavorando nel Pro Tour, loro sono davvero fermi e non sanno come proseguire. Tu adesso hai detto che forse è questo quello che intendevi dire, vero? Cioè i professionisti sono un mondo lasciato a sé stante e poco tutelati. Sì. A mio avviso mi confrontavo proprio con un mio amico di Padova che fa l'avvocato, tra l'altro alcuni giorni fa, ben conosciuto nel mondo del ciclismo, a cui ho esternato la mia opinione, che però è una mera opinione. Io niente, vedo il mondo dei professionisti in genere, proprio sì, come dici giustamente te, non solo l'atleta come può essere Fabbro, Venchiarutti, che abbiamo qui in regione, De Marchi, proprio il management intero stesso in questo periodo li vedo fermi. Io vedo su Facebook ho amici che fanno i massaggiatori o i direttori sportivi in squadre a livello mondiale e li vedo che sono preoccupati, vedono i post, oggi dovevo essere a Roubaix, oggi dovevo essere al Fiandre, li vedo un po' malinconici e preoccupati, ma per loro è il posto di lavoro e ritorniamo indietro al passato prima, che abbiamo le aziende che sponsorizzano i ciclisti che sono in difficoltà, quindi a cascata in automatico se un operaio in cassa integrazione diventa difficile supportare l'attività sportiva delle società. Però sono convinto che noi in Italia abbiamo la fortuna di avere squadre che siano continental come il Cycling Team Friuli qui in regione o altre squadre o team manager che conosco, lombardi e toscani. Abbiamo la capacità e siamo camaleontici, sicuramente riusciremo a trovare un accordo con i vari sponsor e ho gran fiducia anche comunque nei corridori che riusciranno per quel poco periodo di tempo che gli resta di fare la stagione, riusciranno sicuramente a mettersi in luce e a strappare un altro ingaggio, cosa che faranno sicuramente anche chi fa parte dei vari personali nelle varie squadre, come hai detto tu i nomi prima, insomma. Sono convinto di questo anche perché comunque, ma non perché sono il presidente del comitato regionale di Friuli Venezia Giulia, questi il management che hai fatto tu i nomi prima sono l'eccellenza in Italia, quindi non dovrebbero avere problemi a trovare il posto al sole anche il prossimo anno. Tra parentesi, non è per cambiare il discorso, ma la tecnica di Francesco ti va via la voce. Si arrabbia con me e mi dice cose brutte, ma insomma, ciao Valentina, ti saluto. E soltanto volevo anche fare i complimenti alla segreteria perché so anche per vie traverse da parte di altre società che tutti fanno riferimento al comitato regionale e trovano Valentina Agnan insomma, nella tua struttura sempre un feedback positivo e concreto, quindi volevo sottolineare questo aspetto. Lo faccio io così ti tolgo anche dall'impiccio. Stefano, ancora due curiosità, poi non approfitto ulteriormente della tua disponibilità. La prima curiosità riguarda proprio l'attività del Consiglio regionale. È chiaro che saremmo a scadenza di quadriennio olimpico, no? Quindi tu saresti in scadenza. Mi confermi che questa viene prorogata ulteriormente? Perché non credo che si possa fare diversamente in questo momento, o no? Ma è ufficiosa comunque, non è ufficiale la proroga di un altro anno al mandato, no? Anche perché altrimenti post Olimpiadi del prossimo anno il nuovo presidente, che spero essere io, visto che mi ricandiderò, potrà
potrebbe essere che fa 3 anni invece di 4. Sono tutte macchine da sistemare, da trovare gli ingranaggi giusti, da farli funzionare, perché sono cose che vanno al di là della federazione, sono cose a livello del CONI molto più alte, cioè meriterebbero un ragionamento, perdonami Francesco, molto, molto più ampio, molto più ampio. Ecco, è ufficioso che restiamo in carica un altro anno, fino a dopo le Olimpiadi, e suppongo che in questi giorni, nei futuri mesi, diventerà ufficiale, perché se così fa la federazione ciclistica, dovrebbero fare tutte le federazioni, cioè lì siamo già a un livello più alto. Per quanto riguarda il Consiglio regionale, la domanda che mi hai fatto, noi l'ultima volta che ci siamo riuniti era i primi giorni di gennaio, prima della presentazione del calendario in quel di Campoformido, anzi ci siamo ritrovati anche dopo da lì noi ci troviamo una volta al mese, abbiamo un po' interrotto appunto per causa Covid-19 queste riunioni. Il comitato sta lavorando, come dicevi prima, il punto di riferimento è Valentina, ma è quello che io volevo quando sono diventato presidente, nel senso che, come dico sempre a Valentina a tutti quanti, anche nei comuni il sindaco cambia, il segretario resta. Quindi al di là della mia figura, le società devono avere una figura di supporto e di riferimento che è quella della segreteria, che non è la segretaria. Dopo Valentina ci mette anche passione su quello che fa e cade tutto in linea, perfetto. Questo è. Se mi fai altre domande sul Consiglio regionale, sai, siamo ben sparsi per tutto il Friuli, ognuno per quello che può nella propria zona opera e tiene le società vicine. Bene, no, ma infatti su questo poi ci torneremo nelle successive finestre che apriremo dedicate al ciclismo regionale. Un'ultima curiosità, Stefano, riguarda ai prossimi 6 mesi. Allora, diciamo che speriamo che si possano realizzare i campionati italiani giovanili su pista San Giovanni a Natisone nell'ultima settimana di luglio, è più o meno quello il 27-30. L'orizzonte temporale. C'è un altro evento che secondo me potrebbe assumere la stessa valenza che avrebbero i campionati giovanili su pista, cioè il Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia per Under 23, che essendo stato cancellato il Giro d'Italia Under 23, essendo state cancellate molte gare Under 23, a settembre il Giro organizzato dagli amici del Liberta Ceresetto, secondo me, diventa l'evento clou della stagione regionale. Sei d'accordo su questo e magari avete come comitato pensato qualcosa a riguardo di specifico per il Giro? Ma guarda, non più tardi di 7 giorni fa mi sono sentito con gli organizzatori del Giro, con Muro, Cecchini, i quali sono rimasti un po' delusi da certe vicende che non è bello adesso esternare qui oggi. Loro sono bravi, loro organizzano un Giro che costa parecchi soldini, e è una vetrina importante per l'intera regione, è l'unico Giro che verrà fatto il prossimo anno in Italia, perché anche il Val d'Aosta è saltato. Avviene in un periodo dell'anno in cui speriamo, come diciamo ormai da 20 minuti, saremo fuori da questo tunnel, e io in queste 2 stagioni il modo di organizzare questo Giro del Friuli, e ne ho viste di corse, non ha niente da invidiare alle corse dei professionisti, anzi posso dirti che qualche corsa di professionisti probabilmente sarebbe opportuno venga a vedere che bravi sono Muro, Cecchini e compagnia. Potremmo ripartire anche da lì, visto che loro alla mattina hanno il quartiere tappa come le tappe dei giri che hai nominato te all'inizio, potremmo, che ne so, ti faccio un esempio, quando gioca la Serie A anni fa, giocavano prima della Serie A, la partita ufficiale, giocavano gli esordienti delle società di Serie A. Qui potremmo fare sullo stesso arrivo, magari su un villaggio di tappa, dico io, potremmo far arrivare magari esordienti, invece di fare lì, di proseguire 1 chilometro, di fare le premiazioni là, però sfruttare il loro rettilineo. Ripeto, lo sforzo che mette in campo Cecchini, Murro e Banda Ceresetto è veramente grande da ogni punto di vista e lo organizzano veramente bene. Io te lo ripeto per la 3ª volta, sono davvero bravi perché
sono bravi ed è un giro molto bello. Speriamo che sia la ciliegina sulla torta del nuovo inizio, chiamiamolo così. E anche su questo argomento magari ci torniamo quando avremo delle informazioni anche più concrete. In chiusura, Stefano, visto che insomma sono volati via 25 minuti, mi fa piacere aver esordito aver aperto questa finestra con te per primo, come era giusto che fosse. E in chiusura, il consiglio che più che da presidente del comitato regionale, chiedo da padre di famiglia, da padre di famiglia della famiglia allargata del ciclismo regionale, che consiglio ti senti di dare, o un messaggio, o qualche parola ai tuoi tesserati e alla famiglia? Da buon padre di famiglia. Certo. Nel senso, sì, sicuramente, ma il periodo è duro, io lo capisco, lo comprendo e vedo che ormai tutte le persone fanno fatica veramente a rimanere chiusi in casa. Diventa sempre più difficile e io dico, siete stati bravi tanto fino adesso, tenete duro ancora 20 giorni, un mesetto. Sai, io purtroppo che nella vita ho avuto più di qualche bastonata, sono sempre abituato a vedere, ma prima o poi finirà. Se invece di star lì a piangere o piangersi addosso, pensiamo tutti quanti che prima o poi finirà, probabilmente tra 10 giorni, 20 giorni, un mese, ma prima o dopo finirà e tutto dopo sarà più bello e diventerà solamente un brutto ricordo questo momento. Questo lo posso dire e garantire che sarà così. E invito tutti quanti a fare così anche nella loro vita. Prima o poi passerà. Passa sempre il momento brutto, deve passare, non è che può stare per sempre. Passato quello, rimangono solo ricordi. E a volte questi ricordi comunque rafforzano più delle cose belle nella vita, perché le cose belle nella vita passano e se ne vanno. Le cose invece che ti segnano appunto e ti danno delle cose in più che dopo sarebbe bello trasmettere agli altri. Quindi teniamo duro tutti quanti che passerà sicuramente. Molto bene, allora Stefano, su queste parole direi che possiamo chiudere qui la nostra prima puntata. Mentre parlavi mi venivano in mente altri argomenti di cui trattare magari nelle prossime settimane. Ti chiedo anche la disponibilità a tornare in diretta con noi su questa pagina in modo tale da poterne parlare. Ce n'è tante, ma veramente tante, e avremo modo di discuterne. Per cui, Stefano, grazie mille, un saluto al Presidente del Comitato Regionale del Federciclismo e un saluto chiaramente a tutti coloro che ci stanno seguito in diretta su questa pagina, su questo canale. Ci vediamo alla prossima occasione. Ciao, grazie.